Salut a tutti, quarta data de Compacui in Casinca. Oggi abbiamo a scontrare un giovane udutore originario di Ubaese di Loredo. Redroemo subito a Francesco Zahini. RCFM e Campacui. Dunque, sono andato in Loreto di Gazinca, ho fatto a Mosca Guassù, dopo sono fatto un bastia per il collegio, il liceo e sono andato un corso per la mandata di medicina. Dunque, io le scienze mi hanno sempre interessato e poi in giro a me ho sempre visto emozie, dunque infermiere che si occupavano di vecchi, di malati e di veramente qualcosa che mi è piaciuto subito nella muscolarità, dunque facilmente sono andato a seguire. Dunque, in questa installazione c'è a parte a fare studi in Parigi, dopo in Nizza e ho venuto in Bastiglia, all'ospedale di Bastiglia, ma veramente a volontà di essere un luogo che conoscia, che è mogliante, voilà, i luoghi che conoscia era importante per me per portare qualcosa che aveva un senso. Voilà. Dunque, abbastanza subito ho ursuto rientri in luoghi, la mai così. Dunque, lo campus, spazio medicale, lo campus è abbastanza andato in furia perché mi sono installato nel 2021 e subito ho ursuto lavorare di maniera differente. Lo scopo era di far nascere una struttura in un luogo che sia più interessante per la popolazione, ma di noi di riflettere come va per far bene i professionali di salute non da solo luogo. Dunque era una doppia sfida, la mai così. E veramente non da querciolo di ugore veramente di a partire da Subrana di Abbiadia Orientale c'era un bisogno veramente per la popolazione, dunque voilà come si è fatta. Sul luogo c'è la capì di fatto in tre partite, dunque a struttura c'è a Gaza di Salute, la maison de santé, dopo c'è una parte l'espace polyvalent, donc il y a una sala che mettiamo a disposizione di professionali di salute che vogliono fare dunque missioni non ta sport santé, non ta formazione o non ta un becciabè, so veramente un luogo che è fatto apposta per queste missioni e dopo c'è un luogo che accoglie la DEMER. Voilà, dunque, partendo di questa struttura abbiamo ursuto va bene dunque dastri professionali, eravamo dunque dottori generalisti, vogliamo i specialisti in Casinca, oggi ci saranno dunque un osteopata che ha da cominciare a fine di un mese ottobre, c'è da essere i cardiologhi, 4 cardiologhi che vengono di noi a principio di un mese. Nella cardiologia abbiamo sviluppato dunque un percorso specifico per le persone anziane che non hanno mica cardiologo e che hanno bisogno di un avviso il più presto possibile. Dunque questa sarà una missione di Agasa di Salute. C'è da essere autori dell'articolazione, médecin du sport e bella sicura non tai autori venerà quale venerà in più simo e meglio è. Dopo ci sono gli infermieri che anche lì parecchi gabinetti si sono installati in tal luogo e hanno sviluppato i suoi progetti tutti voilà, che sono capi da questa dinamica, alla stessa dinamica che abbiamo noi e dunque di con piacere che abbiamo lavorato con loro. E domani, per compiere uno giretto in Casinca, redoremo un purcadio e cabradio originario di Ubaese di Loredo, redoremo a Andalusanto Albertini. A domani per compiere la nostra spazigliata in Casinca. RCFM e Campacui.